Ciao a tutti, sono Antonio Weger, ci troviamo a Villa Cazzille, che sono il titolare di questo birrificio e dell'azienda agricola e che fa parte della strada del vino dei sapori. Siamo qua nella sala di degustazione di Villa Cazzille, di fronte al logo. È un logo che è stato scelto ormai 10 anni fa ed è, come vedete, un riccio. È stato scelto perché è un animaletto che si trova in campagna, no? Dove noi abbiamo la nostra unità operativa, ed è uno dei pochi animali che si trova, che viene rispettato, no? È bello trovare nei posti, anche il contadino, no? Non gli dà la caccia ma ci preserva la sua salvaguardia, perché è un animale utile, no? Che mangia molti insetti nocivi, ed è questo il motivo per cui è stato scelto il riceto, una domanda che mi viene fatta molto spesso. Qua siamo nel lupoleto di Villa Cazzille. In questo lupoleto forse ce n'è un altro in Friuli Venezia Giulia. Coltiviamo 4 tipologie di luppoli, sono tipologie tipicamente americane. Ci sono 400 piante che noi tra breve andremo a raccogliere. Come potete vedere, anche qua hanno iniziato a svilupparsi i coni, e lo apri all'interno, trovi questa polverina gialla, questa qua è la lupolina ed è quella che è necessaria poi per fare la birra, sia contiene oli essenziali sia le sostanze amaricanti, cioè per fare l'amaro della birra. Questa è una pianta che è stata fecondata, si vede che nelle zone c'è qualche lupolo selvatico, che è l'urtichons, no? E quindi fanno i semini. Solitamente queste sono tutte piante femmine e quindi i semini da sole non lo fanno. Se poi, per sentire a che punto è la maturazione, si sfrega tra di loro e si annusa per sentire l'odore. Dunque, tra un mesetto, come vi dicevo, noi andremo a essiccarle e poi, per conservarle per tutto l'anno, per fare la birra, dovremo metterle sotto vuoto in delle buste, e ogni volta che faremo una produzione, perché la birra si produce per tutto l'anno, le tireremo fuori, le utilizzeremo di volta in volta durante l'annata. Oltre al luppolo, a Villa Cazzille si coltiva anche l'orzo. L'orzo è, diciamo, la materia prima più importante per fare la birra insieme all'acqua. Abbiamo 10 ettari più o meno di terreno e coltiviamo 5 ettari all'anno di orzo. La maltazione non la facciamo in Italia, perché malterie sono solamente nel sud Italia, la facciamo in Austria. Con queste materie prime, insieme all'acqua e al lievito, che sono le 4 materie prime con cui si fa la birra, noi produciamo nell'anno più o meno 1 migliaio di ettolitri. Il nostro birrificio ha la capacità di 20 ettolitri a cotta, che è la produzione, e in un anno ne facciamo più o meno 1 migliaio, come dicevamo. Villa Cazzille è al 10° anno, no, di vita, e ultimamente abbiamo fatto anche una sala degustazione che magari andremo a visitare successivamente, dove si possono assaggiare le 10 tipologie di birre che noi facciamo. Vi aspettiamo tutti per bere una birra a Villa Cazzille.